Terza corsa, premio Trixton, cavalli di 5 e 6 anni. Non è una corsa per femmine, ma casualmente sono tutte femmine. Queste le 7 protagoniste di questa corsa. 1 Zarciba, Roberto Vecchione, 2 Viperina Spin, Sandro Miraglia, 3 Zumba B, Maurizio Besuzzi, 4 Vegas Claudet, Gennaro Mitrano, 5 Zaira DVS, Afrim Schmidra, 6 Zeniate Alux, Andrea Farolfi. Questa è la prima fila. In seconda, tutta sola, Zeta Spritz, Francesco Pettinari. Vediamo rinunciare al lancio Zeniate Alux. Parte piano anche Zumba B. Velocissimi Zarciba, Veglas Claudet e il 5 di Zaira DVS. Fase molto calda della prima curva con Zarciba che alla fine mantiene il vantaggio. Intanto c'è l'errore di Zeta Spritz. Numero 5 Zaira DVS squalificato. Zaira DVS, quindi sono rimaste in 5. Partenza in 14,9. Ma Zarciba sembra che voglia correre sotto. Arriva Zumba B. Attacca e sembra sul punto di poter passare dopo 450 metri. Zumba B in vantaggio con l'ingegner Biasusti. Ora sono in fila indiana. Arriviamo al paletto dei 600 metri in 44,8. Passaggio davanti alle tribune. In vantaggio Zumba B su Zarciba, con la quale Vecchione preferisce correre di rimessa. Vegas Claudet in terza, poi Viperina Spin e Zeniate Alux. 59,4 il primo giro da parte della figlia di Equinox B, che conduce sempre davanti a Zarciba e Vegas Claudet, poi Viperina Spin e Zeniate Alux che accenna a spostare all'esterno. Tanto la curva viene passata in 15,5, viene fuori un primo chilometro su un 1,15 scarso. Viene via deciso adesso Zeniate Alux, avanza all'esterno, ora ai fianchi di Zarciba e va direttamente nei pressi della battistrada che percorre la retta di là in 14,6. Ora accelera nuovamente Zumba B sotto l'attacco di Zeniate Alux, poi sempre lì alla corda Zarciba, ma Zumba B sembra aver messo un distacco importante dai primi. Ultima curva è passata in 14,3, retta d'arrivo, Zumba B prende il largo e viene a vincere nettamente. Zumba B al secondo è Zeniate Alux, mentre per il terzo è ancora Zarciba. 1,13,5, 28,3 a chiudere per l'Equinox B della scuderia Biasuzzi, con in sulchi l'ingegnere che viene a vincere dopo essere passata sulla accondiscendente Zarciba dopo 400 metri e ha corso molto bene al comando, vincendo alla quota di 3,65.